Buonasera a tutti! Anche per questa puntata Attuali Talk ospita uno spazio dedicato a Il Veneto, il periodico fondato nel 1888, edito dall'Associazione Identità Veneta e diretto dal giornalista e documentarista Matteo Venturini. Oggi vi voglio parlare degli anni 80, o meglio dell'effetto nostalgico che gli anni 80 con il loro fascino riescono a portare oggigiorno. Quindi, senza indugio, vi racconterò dei fatti storici, culturali, che accaddero a livello nazionale e anche regionale. Inizio con il raccontarvi un evento che senza ombra di dubbio ha fatto epoca. Sto parlando dei mondiali di calcio del 1982, dove l'Italia vinse con un 3-1 contro la Germania Ovest. Dobbiamo ricordarci che la Germania all'epoca era ancora divisa, perché dovremmo attendere il 9 novembre del 1989 per vedere il crollo del muro di Berlino e vederla di nuovo riunificata. Tornando ai mondiali, fu un evento epocale che viene ricordato sia dai tifosi più accaniti, ma anche dalla gente comune, perché fu un vero e proprio evento di costume. Entrando invece in una dimensione regionale, il Veneto, sempre nel 1982, fu teatro di un altro evento storico, ovvero il viaggio, la visita storica di Papa Giovanni Paolo II, ovvero Papa Wojtyła. Sempre a Padova, nel 1985, però, avvenne un altro avvenimento in campo medico, un primo trapianto cardiaco, ovvero fu il primo trapianto di cuore che avvenne in Italia. Il medico in questione fu il dottor Gallucci, che con il suo team operò il signor Ilario Lazzari, un falegname di Vigonovo, della Riviera del Brenta. Poi, negli anni 80 furono anche celebri per le loro rivoluzioni giovanili, furono gli anni dello yuppismo, gli anni dello sconvolgimento anche a tema della moda, dei costumi, della musica. E parlando di musica abbiamo due gruppi giovanili predominanti all'epoca, ovvero quello dei paninari e quello dei metallari, che hanno ancora degli eredi tutt'oggi. A livello cinematografico gli anni 80 sono un periodo florido. Oggi abbiamo un piccolo revival degli anni 80 grazie a fenomeni televisivi come la serie di Stranger Things, che è finita qui a gennaio, che portano un po' quel retrogusto, quella dimensione nostalgica che viene da quel decennio. Sono gli anni delle grandi saghe, sono gli anni dei Blues Brothers, di Ritorno al futuro, gli anni dei Ghostbusters, e poi sono gli anni anche dove milioni di generazioni si appassionano ai giochi, nascono i primi videogame e molto molto altro. Io, come sempre, vi ringrazio, vi auguro un buon Veneto Regione, un buon Veneto giornale e una buona serata. Buonasera e ben ritrovati ad Attuali Talk. Io sono Matteo Venturini e questa sera siamo in diretta su Caffè TV24, come sempre a parlare di temi di attualità. In modo particolare, come avrete immaginato, il tema di questa sera è la nostalgia anni 80 e 90. Ci potete raggiungere attraverso i canali 85 per il Veneto orientale, 88 per il Friuli Venezia Giulia, 112 per la Lombardia o altrimenti in streaming per il resto dell'Italia. Questa sera so per certo che abbiamo un pubblico un po' dappertutto, un po' in tutte le regioni italiane, ci seguono perché tra i nostri ospiti, lo andremo a scoprire, ci sono degli amici in comune. Vado appunto a presentare i nostri ospiti della serata partendo da Fabio Casetto. Ciao Matteo e ben ritrovati a tutti. Poi abbiamo Damiano Angeli, cabarettista e tiktoker. Ciao Matteo, ciao a tutti. Matteo Bisatto, scrittore e critico cinematografico. Buonasera. E abbiamo Messo Mazzetto, opinionista. Buonasera a tutti. In sostituzione a Giorgio Siorini, che ha un'influenza, siamo nel periodo stagionale che insomma è quasi inevitabile. E il nostro pubblico, gentile pubblico in studio.
Bene, allora prima di partire con i nostri temi come di consueto c'è il nostro contributo del mio collega giornalista Alessandro Biz, che va ad arricchire ulteriormente i temi che verranno affrontati durante la serata. Buonasera a Matteo Venturini, agli ospiti in studio e a tutti voi che ci seguite da casa. Questa sera apriamo una finestra nel passato, non per rifugiarci nella nostalgia, ma per capire chi siamo stati e forse anche per comprendere meglio chi siamo oggi. Quando parliamo degli anni 80 e 90, non parliamo solo di un'epoca, parliamo di un modo di vivere, di relazionarsi e di stare insieme. Quelli erano gli anni della socialità reale, quella fatta di incontri, di strade, di piazze, di amici che si cercavano sotto casa. Un mondo senza social, senza notifiche, senza schermi sempre accesi, un mondo in cui non eravamo perennemente connessi, ma veramente presenti. E questo lo capiamo benissimo anche dalle canzoni di allora. Ogni volta che ascoltiamo, per esempio, i brani degli 883, capiamo che quella non era solo musica, ma erano e sono racconti di vita. Parlano di amicizie, di estati che sembravano non finire mai, di sogni semplici, di amori imperfetti ma veri. Li ascoltiamo oggi e ci riconosciamo ancora, perché parlano di una società fatta di rapporti umani, non di follower, di relazioni vissute e non esibite, di emozioni condivise e non filtrate da uno schermo. Poi c'era la televisione di quegli anni che univa, che faceva famiglia, programmi e conduttori che diventavano appuntamenti fissi, capaci di creare un linguaggio comune, una memoria collettiva. E dobbiamo menzionare anche la tecnologia di allora, sicuramente più lenta, più semplice, ma anche più umana. Il telefono serviva per parlare, non per distrarci. I primi cellulari non ci seguivano ovunque. La tecnologia era uno strumento, non era ancora un'estensione della nostra identità. E poi lo sport, vissuto come passione popolare, come racconto condiviso. Un'Italia che sapeva fermarsi, guardare e tifare assieme, un'Italia che si riconosceva nei suoi campioni e nelle loro vittorie. Questa sera non siamo qui per celebrare solamente il passato, ma per chiederci se in mezzo alla velocità del presente non abbiamo perso per strada qualcosa di fondamentale, il valore dei rapporti umani, del tempo condiviso, delle emozioni vissute davvero. Perché guardare indietro a volte è il modo migliore per capire dove vogliamo andare. Buona serata. E grazie ad Alessandro Biz, come sempre molto prezioso. Allora, prima di partire con i nostri argomenti, io avrei piacere di lasciare giusto qualche secondo ai nostri ospiti per presentarsi, anche perché insomma hanno sicuramente qualcosa da raccontare. Partiamo da Damiano. Proprio da me, il primo. Buonasera, allora come posso presentarmi? Scopritemi, nel senso che no, io arrivo dal mondo del cabaret, comunque anche diciamo TikTok, un po' di social, è una cosa che la trovo positiva e costruttiva e sono molto contento di essere qua e di poter farmi conoscere da voi e conoscersi, approfondire un po' di più la nostra conoscenza. Visto che la serata è molto bella, l'argomento mi piace molto. E sicuramente avremo modo. E passo la parola anche a Matteo. Buonasera, sono Matteo Bisato, ho iniziato la mia carriera come critico cinematografico per riviste e quotidiani e oggi a tempo pieno scrittore, autore di romanzi, quindi spero di poter dare il mio contributo sia con i miei capelli bianchi dei ricordi in diretta di quello che erano gli anni '80 e anche un pochino magari dal punto di vista cinematografico o altro tentare di storicizzarli un po'. Ecco, io faccio giusto un inciso, intanto vi ringrazio ovviamente per essere qui questa sera, vi ho scelti anche per una certa ragione, perché appunto Matteo sicuramente con il suo spaccato cinematografico può raccogliere molti indizi per quello che sarà gli anni 80 e gli anni 90, insomma c'è molto da raccontare anche nel cinema, e Damiano
permettimelo, un po' per questioni anagrafiche, ma soprattutto anche per passione per gli anni '80, ne abbiamo parlato diverse volte. Assolutamente. Sei in parte la storia vivente, perché ci sei nato negli anni '70, ma li hai vissuti Sì. tutti gli anni '80. Con molta felicità. Ecco, e andremo appunto a vedere. Volevo dire un'altra cosa molto importante. Questa sera faremo un esperimento insolito per la nostra trasmissione. In genere io sono solito fare delle domande specifiche ai nostri ospiti e poi dare loro la parola. Questa sera invece io vorrei, quello che abbiamo già fatto in altre occasioni, ma creare un vero e proprio salottino dove voi potete interscambiare tra di voi quello che pensate, ovviamente senza sovrapporvi, ma questo non ho dubbi, sicuramente non succederà, e trattare i temi che io vi propongo. E quindi allora partiamo già con il nostro primo tema. Questo è interessante perché la parola la darò subito a Damiano e c'è una ragione ben precisa. Tema socialità versus social, visto che tu sei, l'hai detto, un TikToker, Sì. e hai vissuto la tua fase ovviamente da ragazzo, quando c'era molto socialità, ad oggi invece che c'è un'altra tipologia di socialità, una trasformazione della socialità che è quella online. Attenzione, aggiungo una cosa, non TikTok normale ma TikToker live, che è un'altra cosa. Sì. Ecco, se vuoi spiegare tu, visto che è il tuo... Ma sì, io arrivo da un passato dei motorini, degli 883, del bim bum bam, sono cresciuto così. Poi c'è stata questa evoluzione, poi sono arrivati i famosi telefonini, no? E è stato uno svantaggio, ma un vantaggio. Uno svantaggio perché abbiamo comunque ridotto le persone che frequentiamo al di fuori delle nostre case, però un vantaggio che invece a volte facendo le dirette, io ho conosciuto bellissime persone dove comunque sono diventati dei miei amici, si può dire che ho veramente un mondo conosciuto grazie a TikTok, quindi è piacevole. E le dirette live mi piace perché sono sempre stato affascinato dal mondo della diretta, delle cose in diretta, non mi piacciono le cose registrate, editate, dove magari la bravura poi viene fatta da chi ha fatto tanti montaggi. A me piacciono le cose così prese a braccio, tanto che chi mi conosce a volte... Come questa si sera sa. tra l'altro, oltretutto, quindi... Come stasera, e la trovo una cosa molto bella. Io volevo tra l'altro approfittare per salutare un po' di amici, perché questa sera, fatalità, perché poi il mondo è veramente piccolo. Io ho conosciuto Damiano un po' di tempo fa, qualche mese fa, attraverso TikTok Live, e nel contempo ho conosciuto un altro gruppo di persone per un format appunto su TikTok, un quiz, si chiama Teletalk Quiz, e ho conosciuto altre persone, una ventina di persone circa, e tra queste c'è un amico in comune con Matteo, che Matteo tra l'altro è qui della nostra zona, quindi ecco, che me l'ha presentato, ma fatalità, conosceva a sua volta Fabio, quindi il mondo è veramente piccolo. Passo la parola appunto allora a Matteo a questo punto. E sempre sull'argomento dei social, la cosa. Non lo so. Non è un argomento così semplice dal mio punto di vista. Oggi ci sembra che i ragazzi siano forse da un certo punto di vista meno sociali rispetto a noi, un tipo di socialità di persona. Però anche ai nostri tempi c'erano delle zone di non grandissima socialità. Teniamo conto che da una parte appunto gli anni '80 hanno avuto un'esplosione di gioia, di interesse, proprio perché venivano dagli anni '70, che erano stati degli anni bui, gli anni della droga, gli anni del terrorismo, per cui anni in cui si tendeva a stare in casa. Dopo questi anni, proprio prima nell'introduzione erano stati citati i mondiali dell'82, fu un evento quasi al di là del calcistico. Esplose la nazione quasi che avesse avuto una bottiglia delle bollicine che erano rimaste chiuse per troppo tempo. E da lì partì una rincorsa al divertimento, una rincorsa all'alleggerimento e anche una rincorsa al iniziare a distanziarsi piano pianino dalla politica per arrivare a un disimpegno più leggero. Da alcuni punti di vista io i ragazzi di oggi
li invidio, perché è vero che c'era un certo tipo di socialità, però avevamo anche negli anni '80, quando prima sono state parlate delle lunghe estati che non finivano più, perché ci si ritrovava, erano estate di caldo, noia, afa e zanzare, insomma. Oggi i ragazzi hanno più possibilità di tenersi in comunicazione. È chiaro che un mezzo che questa generazione forse è come in guerra, è la prima linea, è quella che si è presa i social addosso senza saperli gestire e quindi li ha un pochino subiti. Però se usati bene, secondo me dà ai ragazzi la possibilità di aprirsi al mondo prima di quanto abbiamo avuto noi la possibilità di fare. E a proposito, prima dicevamo di social, chi li usa veramente tanto è la nostra Messua, quindi può fare anche lei, può dare anche lei il suo contributo. Sì, beh, la generazione mia, quella degli anni 90, siamo una generazione un po' ibrida, perché noi comunque siamo partiti dal floppy disk, mi ricordo le elementari, quindi i primi social che ho utilizzato, a parte Facebook nel 2009, c'era Netlog, c'era MySpace, che ormai sono estinti, quindi ho vissuto anche l'evoluzione, perché comunque mi piace smanettare come passione e ho utilizzato un po' tutti i social, veramente li ho avuti praticamente quasi tutti. Anche lì ce ne sono alcuni che sono più coinvolgenti, altri meno. Io vedo che i giovani utilizzano molto appunto TikTok, oggigiorno, poi Instagram, perché sono molto visivi. Magari Facebook è rimasto più ancorato alle generazioni appunto anni 80, anni 90, perché è più per la parola scritta. Quindi anche lì i social si sono differenziati, mentre all'inizio Netlog era un po' generico, anche Facebook c'era quello e basta. Quindi ho visto proprio un'evoluzione anche nel modo dell'utilizzo e nella scelta anche del social network. Quello determina un po' il pubblico. Però dà uno spunto interessante perché all'inizio TikTok era nato solamente per i ragazzini ed oggi invece ad utilizzarlo sono molto, ma molto di più gli adulti ed anche dopo una certa età. Perché anche Damiano lo può confermare, ma anche te lo vedrai sicuramente, soprattutto TikTok Live. Le live sono create anche da sessantenni, quindi stiamo parlando di un fenomeno che è cresciuto in maniera esponenziale per tutti. Quindi TikTok, uso questa parola, è molto inclusivo oggi rispetto magari a qualche anno fa. Fabio, ma anche solo tu, mister anni 80. Ma alla fine sì, è una grossa passione quella che ho, insomma a volte mi sembra ancora di vivere o cerco di rivivere quel periodo. Comunque no, a me affascina molto questo tema, Matteo, dei social. Credo che i social di oggi una volta si chiamavano patronato, muretto, oratorio, piazza, quindi fondamentalmente anche come diceva chi mi ha preceduto, tutti e tre, c'è stata un'evoluzione, c'è stato un cambiamento, ma non è vero che oggi i giovani non socializzano in maniera differente, sono cambiati gli strumenti, i mezzi, i luoghi dove comunicano. Poi che magari chi ha la mia età o l'età insomma dei presenti possa dire preferivo com'era all'epoca, ok, è un parere personale, anche dettato dai vissuti, dettato dai ricordi, quindi è chiaro che si stava meglio quando si stava peggio, no? È chiaro che tutto quello che noi abbiamo già vissuto era più bello di quello che magari non sapremo come vivremo domani. Comunque sì, c'è stata questa evoluzione, ero ragazzino negli anni '80, quindi non vedevo l'ora appunto di tornare a casa da scuola, riposarmi un attimo, mangiare compitini e poi patronato, videogames, ping pong, calcetto. Sega Master System. Le litigate non erano il beep su Facebook, ma ti trovavi dal vivo e ti mandavi a quel paese dal vivo, qualche diciamo così, mano addosso ce la si metteva, ma 5 minuti dopo si andava a fare un tiro a basket piuttosto che un calcio, sì, quindi è cambiato un pochettino, è cambiato un po' tutto, però sì, insomma, fondamentalmente si comunica, si continua a comunicare, si continuerà a comunicare. Poi diciamo che c'è stata un'evoluzione con metà anni 90, quando nacquero appunto i primi chiamiamoli social, no? Prima abbiamo menzionato, c'era Mirk all'epoca, Mirk, io sono arrivato un po' tardi, sono arrivato nel 97-98, ma insomma ho avuto modo anche di gestire il canale italiano di Depeche Mode, ho conosciuto un sacco di persone in quel periodo, tra l'altro l'anno scorso quando l'hanno chiuso mi hanno spento gli ultimi bot che avevo ancora, quindi per me è stato anche un lutto più che altro nostalgico, ecco. Però sì, ha dato
ha dato modo, come oggi, e ce lo può confermare anche Damiano, TikTok Live piuttosto che altri social permettono, no, di conoscere. All'epoca io ho conosciuto persone fantastiche con le quali sono ancora a distanza di 30 anni, quasi 28-27 anni, sono ancora in contatto, anzi con alcune sono in ottimo contatto, amici sparsi per il nord-est fondamentalmente, ecco. Però sì, dipende poi sempre come utilizziamo e come comunichiamo, no? Perché poi ogni periodo ha le sue metodi. C'è appunto gli anni di piombo che menzionava prima anche Matteo, no? Sono stati anni bui, anni chiusi, ma all'epoca non è che non si socializzava, al massimo si andava nel bar. Mio padre, che era un ragazzo degli anni 70, ha vissuto comunque la Padova degli anni 70, che non era comunque una situazione molto facile, stava a Chiesa Nuova, il bar, voglio dire, di Chiesa Nuova era un po', come dire, il luogo per i ragazzi di quegli anni, dove si sapeva che si usciva senza telefonino, non c'era, sapevi che ti trovavi lì. Ecco, e passavi la sera, pensavi, perché non è venuto Tony? Ecco, questo era. E si andava a casa E si andava a suonare, io sì, andavo a suonare i campanelli, usciva fuori la nonna, chi è? Ma c'è Alessandro! Sì, ma esatto, io scendevo di casa, dove stavo io, insomma, il quartiere qua di Paolo, scendevo, facevo 2 passi a piedi, suonavo il civico 4, il civico 6, se c'era uno c'era l'altro e ci si trovava giù. Ecco, questo è, non ti preoccupavi tanto, ti dava appuntamento, se ci sei bene, se no ci sarà domani. Ecco. Bello. Prima Fabio hai detto una cosa molto interessante, perché hai detto ha chiuso Mirk, non ha solo chiuso Mirk, ha chiuso anche Yahoo Messenger, ha chiuso MSN, ha chiuso Skype, ecco, quindi preparati per i prossimi 10 anni, perché probabilmente faremo anche una nostalgia anni 2000, perché e non sarà la nostalgia di suonare i campanelli, ma sarà la nostalgia dei social, la nostalgia dei primi canali comunicativi online, perché ricordiamoci che stiamo facendo un passaggio generazionale e tutto quello che oggi noi stiamo ricordando, abbiamo una grossa eredità, non ci sarà più, purtroppo, per certi versi, ma ci saranno queste cose che verranno a mancare, cioè magari TikTok fra 20 anni non ci sarà più, chi lo sa. Io cambio argomento perché ne abbiamo veramente tanti questa sera, però è bellissimo perché stiamo tirando fuori tantissime informazioni e tante cose belle. Parliamo appunto di cinema, approfittiamo, abbiamo parlato prima di social con Damiano, parliamo di cinema visto che abbiamo qui anche Matteo, e in particolare noi quando parliamo di cinema ricordiamo sempre in modo particolare le saghe come Ritorno al futuro, ovviamente, Indiana Jones, Ghostbuster, eccetera, eccetera. Passo la parola a Matteo. Chi più di lui? Sì. Allora, gli anni 80, se vogliamo anche prima partire col discorso a cui ci siamo collegati, sono gli anni in cui nasce l'effetto nostalgia, perché sono gli anni in cui Red Ronnie inizia a fare i programmi sugli anni 60, i favolosi anni 60. Quindi è la prima generazione che inizia a rimpiangere quello che c'era stato. È l'inizio di una generazione, è stata la prima volta in cui le persone iniziato ad avere fastidio di invecchiare e continuavano a guardare gli anni migliori della loro vita, che sono quelli della gioventù. E faccio solo un paio di esempi per vedere quanto sono cambiati i tempi, perché partiamo sempre dai mondiali dell'82, che l'allenatore era Enzo Berzot. E farei un salto, vi ricordate Karate Kid? Bene. Dai la cera e togli la cera. Perfetto. Enzo Berzot e il maestro di Karate Kid Pat Morita avevano entrambi 54 anni, praticamente la mia età. Era il vecchio Berzot e il vecchio maestro Pat Morita. Oggi i 54enni sono molto più vicini al ragazzino che fa il karate che al maestro, e i 54enni sono molto più vicini ai calciatori che all'allenatore. Quindi è stato il momento in cui abbiamo iniziato a non avere più voglia di invecchiare e quindi ci aggrappiamo sempre a quello che era stato. Per quanto riguarda il cinema, come dicevo prima, gli anni 80 sono molto importanti perché è il momento in cui c'è una maggior commercializzazione del cinema. Il cinema dà una cosa, diciamo, aveva varie identità anche precedentemente. Il cinema, pensiamo al cinema italiano. C'era il cinema artistico, Fellini, Antonioni, Visconti, grandi maestri, ma c'era la commedia all'italiana che faceva ridere, quella dei vari Monicelli, di Dino Risi, e dopo c'è anche un alleggerimento ancora maggiore, che poteva essere sempre negli anni 70, quello di Fantozzi e Amici miei, sempre con un sottofondo politico.
Gli anni '80 arrivano invece a togliere completamente la parte politica e dare una tipologia di commedia molto più leggera e da un certo punto di vista sulla socialità a breve termine. Mentre a livello macro, a livello di cinema, è il momento in cui prendono proprio il comando le grandi case di produzione. E appunto le saghe sono figlie di questa nuova situazione, perché Ghostbuster, Indiana Jones, Arma Letale, insomma ce ne sono state varie, mai il secondo o terzo film è stato la qualità del primo. Il primo era soprattutto quello bello, quello che ha creato il mito, quello che ha creato... Forse l'unico è Terminator. Però Terminator pensiamo ad una cosa, allora, la serialità c'è già stata negli anni '70, pensiamo Il Padrino, parte prima e parte seconda, e Trinità, il grande successo. E guardate, si erano fermati a 2. Sì. Nel momento in cui hanno esaurito le idee, dopo tenteranno di fare Un Padrino 20 anni dopo, ma viene... Però anche Trinità, che è uscito, hanno trovato 2 film stavano in piedi, e dopo basta. Basta guardare, non so, Ghostbuster, il primo, il secondo e il terzo. Siamo arrivati addirittura a dei paradossi negli anni '80, un altro film che è Scuola di Polizia, grandissimo successo, un film che è costato poco, 1, 2 e 3 sono arrivati al 9, 10, 11, 12. 7, 8, 8 forse sì. Si stanno riproponendo ancora. E ormai erano la caricatura di se stessi. E quindi ecco che lo stesso Spielberg, che si è rifiutato di rifare Lo Squalo 2, eccetera, con Indiana Jones invece fa il seguito, perché si erano incassati tanti soldi. Quindi la grande differenza è che negli anni '80, sia a livello di comunità, sia a livello artistico, iniziano a contare di più i soldi. Quindi i produttori che negli anni 60-70 rischiavano anche il proprio patrimonio per fare un film, non hanno più intenzione di fare questo, vogliono guadagnare. Quindi, trovata una vacca che fa del buon latte, quella vacca deve continuare, si rimonta anche finché escono poche gocce. Beh. Passo la parola a Messo perché lei è una grande appassionata di cinema. Vabbè, quello che ha detto è una bella analisi, ha fatto una bella panoramica sia sul panorama italiano che su quello appunto a livello americano, diciamo più occidentale, perché poi se ci spostiamo in Asia lì hanno un altro percorso cinematografico e citando Karate Kid poi c'è anche l'Oriente che arriva verso di noi, verso l'Occidente. Comunque sì, penso anche al cinema leggero, infatti vediamo lì la felpa, Vacanze di Natale, vediamo gli anni '80 che lì sono una grande rivoluzione e come dicevi giustamente sono fotografie di quell'epoca lì, penso anche a Yuppies. Penso ad altri film che proprio, se li guardiamo oggi, anche le battute, quello che dicono, è una fotografia dell'epoca. Il bello, secondo me, la cosa interessante, io lo vedo anche quando ho a che fare con i ragazzi giovani, gli adolescenti, come siano affascinati da questo mondo ancora oggi, dagli anni '80, dai Ghostbuster, da Indiana Jones. Quindi sono saghe che continuano ad avere un certo appeal. Hanno provato sia con Indiana Jones che con Ghostbuster di recente a tirare fuori ancora qualcosa, però... Forse l'unico è stato un po' l'operazione nostalgia del secondo di Ghostbuster, che hanno fatto i 2 capitoli nuovi, dove vediamo Dan Aykroyd che appunto con Harold e Ramis sono gli inventori storici, ci prova ma alla fine è lui che ci crede nel progetto, il film lo tiene su lui. Sono film quindi che hanno senso per gli anni '80, ha senso vedere secondo me i capitoli vecchi, però come dicevi anche del Padrino, portare avanti, anche lì mungere ancora questa mucca non ha tanto riscontro secondo me, quindi... Magari anche è interessante l'operazione che ripropongono questi film al cinema. L'abbiamo visto l'anno scorso con Ritorno al futuro, adesso devono fare Pretty Woman quest'anno, quindi si spostano agli anni '90. Quindi riproporre le cose di una volta e fare appassionare anche le generazioni nuove, questo è molto interessante secondo me. Diventa un'operazione però più storica forse come... C'è sempre un rischio però perché hanno anche riproposto Beetlejuice e poi hanno fatto il 2, quindi è un'operazione, può essere anche un'operazione del tutto di marketing, è da capire, molte volte riproporre un film è un po' una richiesta per capire se c'è bisogno di fare un seguito. Però con Beetlejuice 2, quello nuovo che è Beetlejuice, sarà interessante capire se faranno in 3 con le 3 nome per farlo apparire. Lì io avevo di recente letto anche la biografia di Tim Burton, ho trovato che in quel prodotto lì ha voluto mettere tutto se stesso, anche il suo amore per l'animazione. Se tu guardi con l'ottica di capire la vita di quell'artista, lo guardi così,
c'è tutto Tim Burton, è un po' quasi un riassunto della sua carriera quel film. Poi il grande pubblico non abbia avuto il successo del precedente, lì forse anche il periodo in cui l'hanno proposto. Era Ecco. un altro periodo, sì. Perché anche quello influisce molto, ho notato Certo. nei film. Se abbiamo due titoli anche americani grossi, mettere un film italiano a confronto, difficilmente, a parte il caso di questo Natale che abbiamo avuto Avatar e Zalone, difficilmente il film minore emerge. Se no è un po' un caso. Sentiamo cosa ci dice Damiano. Ma io sono tanto per i cinema, proprio i trashoni anni 80, tipo abbiamo nominato Amici miei, poi c'è Capostipite, Vieni avanti cretino. Vieni avanti cretino, io sicuramente mi colpisce tutto il film e rappresenta, non so, un'Italia che comunque esisteva, un'Italia, quindi una persona che cercava lavoro, l'uomo che era raccomandato per cercare lavoro, però era poi alla fine svogliato di lavorare, si trovava in situazioni veramente difficili e dopo quel genere lì a me mi dà sollievo perché sono film leggeri, comprensibili da tutti e poi sono arrivati i famosi caratteristi, che comunque i caratteristi degli anni '80 hanno veramente avuto un boom, che hanno fatto piccoli ruoli, piccole comparse come il prezzemolo in ogni film, però che comunque tutti ce li ricordiamo. Dottor Thomas con i suoi tic nervosi, non so, quello che aspirava, che prima di parlare, che balbettava, e tanti caratteristi, tanto che una volta c'era anche un sito internet, c'era un sito che era caratteristi.it, non so più se c'è. Sì, è vero, è vero. Io passavo delle ore perché poi c'erano le biografie e tutto quanto. Io grazie ai caratteristi poi ho avuto spunto anche per me, diciamo, senza copiarli, però dello spunto magari per certi piccoli spettacoli in teatro o certe piccole scenette anche in diretta comunque, diciamo. Nelle mie dirette, nelle mie esperienze che ho fatto, ho avuto modo, oppure di semplice divertimento da piazza con i motorini, ci si trovava, no? Hai presente? Perdonati, ma si faceva bili, si faceva queste cose. Chi non si ricorda del dottor Thomas con i suoi tic nervosi? Fantastico, con i suoi fischi, oppure, non so, macchiette come Pierino, Alvaro Vitari, 70, sì. col fischio o senza. Quindi questa cosa Va Battantuono. a Battantuono eccezionale, Eccezionale, veramente. c'ha questo per la pionta che ci do oggi, solito sfilatino, oppure ci porta a casa tutto il filone, ci lo ficco dentro il sacchetto. E quindi chi non se li ricorda? Poi c'è anche il Fantozzi, però Villaggio aveva un tocco secondo me di malinconia, c'era sempre un tocco da professore di malinconia. Fantozzi un po' sotto un certo aspetto, forse un po' era da ragionarci sopra. Beh, era l'italiano medio comunque, Era l'italiano lo medio rappresentava che- molto bene. Sì, Proprio sì. l'italiano medio. Poi abbiamo Fracchia la belva umana, assolutamente Lino Banfi, con, non so, indimenticabile, quando entrava da Sergio e Bruno gli incivili, no? Signor guardamacchine, va bene qua? E dopo come continua? Sì. Non si può dire. Non si può più dire, ecco, questo è un altro Purtroppo. problema degli anni 2020, diciamo, certe cose non si possono più dire, però in realtà rappresentano un'epoca vera e propria, quindi noi qui adesso abbiamo una chat che sta esplodendo, mi stanno chiedendo diverse cose e una cosa me la stanno chiedendo, lo so che non c'entra con il cinema, ma mi chiedono di riproporre il Lonfo. Il Lofo, spero di... Tranquillo, Ma io lo provo a dire fallo come il tranquillo. grande maestro, così lo fa tranquillo, senza troppa fretta. Il Lonfo non va terca né gluisce e molto raramente barigatta, e quando soffia il bego a bisce divenga poco ignaghio sarchipatta. E frusco il lonfo, è pieno di lupigna, rafferia malversa e soffolenta, se cionfi ti sbiduglia te ropiglia, se lugri però ti botalla e ti criventa. Eppure il vecchio lonfo ormar gerluto, che bete zucchia e fosca nei trombazzi fa legita abusia, fa gisbuto, e quasi quasi in segno di sberdazzi gli afferfesti un gniffo.
ma lui zuto, salloppa, ti sbernecchia e tu la cazzi. Grazie. Chi è che lo faceva sempre? Allora, sarebbe Fosco Maraini. Allora, è nata nel 78, quindi si è vissuta tutti gli anni 80 il Lonfo, quindi... Il Lonfo ha fatto crescere le fantasie di tanti. Che cos'è poi un Lonfo? Può essere tutto, perché puoi anche dire il Lonfo non va terca ne gruisce, molto raramente variegata, ma quando soffre il bego bisce ti denca un poco e gnaggio sta chipatta. Oppure il Lonfo, eppure il vecchio Lonfo ammargelluto, che ti zucchia. Quindi è l'interpretazione, forse l'interpretazione che abbiamo ognuno di vedere il mondo del Lonfo, il mondo degli gnomi, il mondo di come vediamo noi le cose, perché noi crediamo di vedere tutti la stessa maniera, ma magari un Lonfo uno le vede con i cornetti in testa e uno le vede un pupazzotto da accarezzare, ma rimane sempre il Lonfo. Fabio, Certo che venire dopo... insomma, dopo il Lonfo. No, vabbè, no. Scusa Fabio. Non soffermo prima del Lonfo, cioè, chi mi è preceduto, insomma, critici, esperti cinematografici. No, allora io faccio un salto indietro, perché si è parlato anche un po' dello spaccato della società. Torno indietro negli anni 50-60. La prima saga fu Don Camillo e Peppone, ricordiamoci, comunque è un salto lunghissimo dove lì si ha tutto, si ha politica, che oggigiorno non sarebbe neanche riproponibile un qualcosa del genere, e sia lo spaccato dell'Italia come era veramente all'epoca. Cioè la moglie di Peppone era presa in presa diretta, non sembrava neanche recitasse, quindi era proprio e continuo a riproporlo e continua sempre a farmi scendere la lacrimuccia, perché comunque è credo sia un capolavoro della cinematografia italiana. Poi sì, diceva giustamente anche Matteo prima, con gli anni 70 poi si è chiusa, no, la stagione della politica nei film, eccetera. Io penso che l'ultima frase sia avuta proprio in questo film qua, dove la moglie dell'avvocato Covelli disse l'Italia socialista. Ecco, lì penso che sia stato nell'83 l'ultimo periodo in cui si è cominciato a parlare, fare ancora distinzioni. Poi c'è stato un periodo leggerissimo, tipo Yuppies, tipo gli altri Vacanze di Natale successivi, per poi tornare a un cinema magari più impegnato recentemente. Però è vero, si trovano tutte queste cose qui nel percorso, diciamo, cinematografico soprattutto italiano. Poi invece una nota del tutto personale, per carità, sulle saghe. Io trovo, per dire, che certi secondi, tipo il secondo Indiana Jones e il secondo Ghostbuster, personalmente sono anche più belli del primo. È un gusto mio personale, l'ho condiviso anche con altre persone durante magari qualche cena nostalgica o con amici, o chilometri e chilometri di chat a discutere se è più bello Ghostbuster 1 o 2, pensate che vita. Bello! Quanto buon tempo. No, comunque, battute a parte, sì, poi de gustibus, per carità, però è vero, ci sono stati dei periodi, c'è stata una decade dove comunque magari si investiva anche in un sequel, e tante volte il sequel è meglio anche del primo. Poi c'è l'operazione Nostalgia che ha cominciato appunto con Ritorno al Futuro, poi con Vacanze di Natale 83, appunto ne fecero anche un merchandising, quest'anno sotto Natale con i Goonies. La Lego ha fatto anche addirittura un set, un galeone grande così, ovviamente enorme come operazione Nostalgia per il 40° dei Goonies. Sono andati al cinema anche i Goonies, Ritorno al Futuro. Per Yuppies, che esce quest'anno, hanno già fatto, la stessa marca ha fatto la linea delle magliette Yuppies, quindi c'è tutta questa operazione ovviamente economica, perché parliamo musicale, insomma si tratta appunto anche di operazioni economiche. E poi c'è stato il Top Gun, no? 3 anni fa è uscito Top Gun Maverick, che io credo che l'ho visto 2 volte. Alle prime note era il cinema sott'acqua praticamente, perché l'età media era dalla mia in su, e quindi molte persone che hanno vissuto, che magari erano in sala con Top Gun 1, appena sono partite le note, sì, diciamo è stato un momento abbastanza provante. E stiamo parlando comunque di un film leggero, non è che stiamo parlando, voglio dire, di un Colossal o qualcosa, però è vero, siamo, diceva prima Matteo, la generazione che ha vissuto, che ha vissuto insomma dagli anni 80 l'effetto nostalgia, ce la stiamo portando avanti. Oggi parlare di 40 anni fa sembra ieri, negli anni 80 parlare di 40 anni prima era la guerra mondiale. Esatto. Erano gli anni 40, era difficile
parlare negli anni 80 di 30 anni prima. Oggi 30 anni mi ricordo cosa, cioè noi ci ricordiamo cosa abbiamo mangiato dove chiacchieravamo 30 anni fa, a parte che abbiamo documentazione, abbiamo i telefonini, abbiamo il computer, apri il computer e dei file di 25 anni fa si aprono come ridere. Nell'85 non avevi un file di 25 anni fa, una fotografia che potevi conservare con te o rivivere, condividere durante un momento conviviale con gli amici. Quindi cambiati i tempi, cambiata la tecnologia ci sta aiutando a rivivere quegli anni, i ricordi, anche i colori, vediamo filmati 40 anni fa perfettamente a colori, e disponiamo di una quantità enorme di materiale cinematografico, audio, video. Però per tornare sui film, sì, condivido e sottoscrivo tutto quello che voci più esperte della mia hanno detto prima, e sono stati comunque anni che hanno segnato e che tutt'oggi, quando esce un film o ripropongono un film legato a quel periodo, registra sempre le percentuali alte di share. Guarda, hai detto una cosa molto interessante, Fabio, perché hai parlato di fotografie con lo smartphone, eccetera. Poi ne parleremo, perché parleremo anche di tecnologia che fu e quella che abbiamo adesso. Ma in effetti l'unica cosa sicuramente al 100% positiva di adesso è che possiamo immortalare il momento. Ma noi degli anni 80 e 90, a parte qualche rara foto, Un po'. la festicciola che facevi organizzata all'ultimo minuto non potevi immortalarla. Ce l'abbiamo solo in testa. Neanche i piatti che si mangiavano, perché ora c'è questa mania, vado al ristorante, il piattino, così. Ai tempi le pellicole costavano, Esatto. la Kodak costava. 36 Quando facevamo le vacanze già andavamo in campeggio per risparmiare 4 soldi, Bravo. non andavamo all'albergo, prendevamo la roulotte. Esatto. Eravamo un po' dei fantozzi, forse io ero un po' la mia famiglia fantozzi. così avevamo la roulotte, prima la tenda, carlottenda, roulotte. E le foto, io onestamente avevo una macchina usa e getta, sai, quelle Sì, la Kodak che scartavi, 24 foto. 24 foto, devo fare la foto e sperare che vieni bene in foto, perché poi alla fine venivi io con la faccia da mostro così. Ora è un mondo E facile. vivevi male quella Sì, settimana sì, quando sì. portavi all'RCA, avevamo questo negozio, Sì, portavi dello sì. sviluppatore, stavi una settimana speriamo che... Che è venuta e tutti guarda fare quella foto che sei controluce Sì. e tu dici beh allora controluce mannaggia, ma io voglio fare la foto con quella dietro e allora vediamo stasera. E quella macchina fotografica era preziosissima. Ora invece guardate, ho cambiato i lacci delle scarpe, guardate, sono qui in questa bellissima trasmissione, 42 foto. Però forse è un Forse vantaggio. adesso è anche troppo. Sì. Ok, ci vorrebbe il giusto equilibrio. Sì. Troppi materiali, che ce ne facciamo poi? Non andiamo a vederle quelle cose tante volte, No. però capisco te È che vero. collezioni e dopo è una cosa stabile, ma se no 1000 foto, poi alla fine come le persone che vanno, io vado a vedere un concerto del mio rocker preferito, mi vedo, non so, Nico McBrain, il mio batterista preferito lì davanti, e prendo il tablet per registrare un video che non lo guarderò mai, ma guardatelo con gli occhi. Fai 2 o 3 foto, poi dopo magari insomma, prendi la versione ufficiale del concerto. Cosa stai lì con sti tablet grossi così? Alle mostre che vedi la gente davanti al quadro sta 5 minuti a fare 70 foto. Ma che te ne fai? 15 euro ti compri il libro del catalogo della mostra, è anche più bello averlo lì. No, ti stanno là davanti, scusi. E c'è anche il profumo del libro, perché Sì, quando il libro è sì, nuovo, sì. anche quello è Anche tutto quello, un mondo che sì. raga. Vabbè. I libri sono una grande passione di Damiano. Condivise. Scusate. Se no, Io sono un chiacchierone. Bene. Parliamo della nostra concorrenza, ma in maniera buona, cioè le trasmissioni televisive che ovviamente hanno segnato un'epoca, stiamo parlando degli anni 80 in modo particolare, anche degli anni 90. E anche, ecco, questo è un aspetto molto interessante, il rilancio delle stesse trasmissioni, perché oggi vediamo che tornano in auge, per esempio mi viene in mente Una su tutte, La ruota della fortuna. Un paio di anni fa, 2 o 3 anni fa, il pranzo è servito. e la corrida. La corrida, ovviamente, che beh. essere... Ecco, Zelig, anni 90, e a ieri proposito ha di cominciato. trasmissioni televisive, devo passare ovviamente la parola a Damiano, visto che lui ha partecipato a diverse trasmissioni televisive. Sì, ho avuto la fortuna nel 2008, qualcuno chissà, ma la gente ormai non mi riconosce più, sono diventato brutto, vecchio, barbuto. Ai tempi che ero sbarbatello, ero andato alla corrida nel 2008, ispirato da questo omino, Leonardo Vitelli, un omino che sotto la giacca si è
canottiera bianca e un papillon, ma Kukalfaschi. E dopo alla fine ha messo la mano sotto l'ascella, la mazurka di Miglia Vacca. E ho detto, cavoli, sono capace anch'io di farlo. Un giorno, caro Leonardo, andrò anch'io. E provino dopo provino, eccomi lì. Però devo aggiungere un qualcosa in più. Allora ho fatto sul bel Danubio blu. Tarararam, Però ho detto non basta. E allora mi ero fatto con i pantaloni che si strappavano e ci ho fatto l'ascella e anche la gamba. E da quel momento sono diventato l'ascellista in gamba. L'ascellista in gamba. Dicevano così. E poi qualche anno dopo ho avuto un'altra fortuna che più o meno la gente ti riconosce, mi hanno chiesto di partecipare a Italia's Got Talent quando ero ancora su Canale 5 e anche lì. Però lì ho ascellato la comparsita. Ed è stato carino anche quello. Però ispirato dalla corrida, sti personaggi. Dalla vecchia corrida. La vecchia corrida. Sia con Corrado. Era qui in radio, se non vado errato, la corrida nacque... È iniziato in radio, in sì. radio. Negli anni, fine anni 60 Sì, se non mi sbaglio. sì. Certo. Però l'esplosione ce l'ha avuta negli anni Negli anni 80. 80 con Corrado, sì. Perché la gente si metteva il sabato sera, adesso c'è la corrida, si mangiava ancora tutti quanti in famiglia, la corrida, avevi modo di ridere, di scherzare, ti veniva il vicino di casa la corrida, poi la trombetta così, e poi c'era il modo di esprimersi con le campane, così. Era bello, era una televisione molto pulita. Ora quello che vedo adesso, sì, soprattutto se sono registrate, vengono molto editati, ti vogliono fare vedere non il personaggio genuino in diretta, ma ti vogliono far sembrare qualcosa. E a me quella cosa non è piaciuta, non è piaciuta tantissimo la mia seconda esperienza televisiva. Sono rimasto col cuore con la corrida. Io ho raccolto delle bellissime soddisfazioni tutte e due le volte, però la diretta contro l'edita, il fatto di essere stato registrato dopo proposto, io ho amato di più la diretta. La diretta corrida. Ero in diretta, e lì, come qua stasera, io non rinego una certa emozione qua, però forse qua che faccio? Due chiacchiere. Lì dovevo, non lo so, forse è una cosa che era una passione che ero da piccolo, far ridere la gente. Mi ricordo che quando ero un bambino mia madre mi diceva: Damiano, smetti di fare le pernacchie con le ascelle, e io gli rispondevo: mamma, prima o poi smetterò quando andrò alla corrida. Ecco. Perché a me il signore Leonardo Vitelli mi ha proprio colpito e folgorato. Ho detto: ma guarda che bella idea, lui suona, ma suona con una parte del suo corpo. Ed era fantastica, premesso che suono la batteria da 30 anni, quindi avrei potuto andare a suonare la batterista, ma la batteria la suonano tutti. Ho voluto fare un po' sorridere la gente, sperando di fare sorridere anche te, Matteo, e tutti voi del pubblico. Fabio? Allora, vabbè, quegli anni là c'è stata l'esplosione della TV commerciale, no? Con l'avvento del Canale 5, di Italia 1, Rete 4, insomma, con gli attuali Mediaset, ex Fininvest, e sono stati gli anni appunto dei format televisivi, comunque delle puntate, nacquero tutti, perché comunque al netto di Rischiatutto che in quegli anni là aveva già chiuso le trasmissioni, però dal sabato sera di Rai 1 a Premiatissima, tutti questi, diciamo, mega show dove nell'arco di 2 ore, tra l'altro cominciavano alle 8:30 di sera, no, alle 21:55 come ieri sera Zelig, parentesi, ok? Quindi comunque, come diceva prima, no, ci si trovava a tavola, si cominciava a mangiare, cominciava la televisione, avevi modo anche, insomma, di passare un momento conviviale con queste trasmissioni serali, diverse dalle televisioni invece pomeridiane, perché Rete 4 e Canale 5 cominciavano la mattina alle 11 con Telemike, non mi ricordo, vabbè, il quiz, quello di... Il pranzo è servito? No, prima ancora quello di Mike Buongiorno. Bis, bellissimo, bellissimo, poi col mezzogiorno col pranzo servito e via dicendo, poi fino agli anni 90, 2000 con tutte quelle che poi la Jalapas Band, quindi mai dire qualsiasi altra cosa, e quindi Quelli che il calcio, ecco, la domenica, è stato un ventennio di
di trasmissioni e conduttori con la C maiuscola, perché è doveroso anche ricordare i conduttori, che avevamo un pocket di conduttori, no? Che sono appunto mancati anche quasi tutti, perché, anzi tutti e quattro, perché sono Corrado, Mike, Vianello e Pippo Baudo, appunto i grandi... Facevo un ragionamento un po' di tempo fa, il più longevo attualmente è Magalli. Più longevo, però... Tra i più longevi. Sì, longevi come conduttori, anche Pippo Franco, però diciamo i Big Four, come per fare un'analogia col tennis, diciamo, sono stati quelli che hanno attraversato, diciamo, dagli anni 60, fine 50, 60, prima la radio, perché Corrado, ricordiamolo, ha cominciato anche con la radio, la televisione, e che noi li vedevamo vecchi, ma in realtà negli anni 80 avevano 40 anni, avevano questi signori, voglio dire. Anche, non viene mai ricordato, ma c'era anche Luciano Rispoli. C'era anche Luciano Rispoli. Attenzione, perché era un grande giornalista. È vero, grandissimo giornalista, bravo, ha fatto bene anche da buon giornalista a menzionarlo. Però c'era anche questa differenza. Adesso, per dire, ieri Claudio Bisio ha superato largamente i 60 anni, però giovanile, ok? Il Corrado a 45, con tutto rispetto per Corrado, che per me era un mito quando ero ragazzino e lo è tuttora. E non finisce qui. E non finisce qui, esatto, a 45 anni comunque lo vedavamo, probabilmente era anche perché eravamo più giovani, non negli anni 80, per carità, però comunque anche l'impostazione televisiva di quei quiz e tutto era molto più il conduttore in giacca e cravatta, c'era anche un rigore maggiore, me ne ricordo appunto anche le trasmissioni, quelle di Rai 1, lo show del sabato sera, il varietà, dove c'era il balletto, lo sketch comico, l'angolo musicale, l'inviato, l'inventore, erano dei format fantastici che riuscivano a catturare milioni di telespettatori, ecco. Quindi sì, per chiudere, per passare poi la palla, direi che sono stati anni dove veramente eravamo incollati alla televisione con molta leggerezza, c'era bisogno di quella leggerezza, come diceva, e mi aggancio sempre Matteo, quello che diceva prima, uscivamo da anni, comunque gli anni di piombo, sono stati battezzati così, non a caso, e gli anni 80 sono stati appunto gli anni appunto anche della Milano da bere, gli anni comunque della leggerezza, con i suoi pro e i suoi contro, per carità, perché poi gli anni 80 hanno generato dei processi poi negli anni 90 che sono stati la droga, sì, purtroppo c'era tanta droga. Anche la città in cui viviamo purtroppo negli anni 80, insomma, Prato della Valle è una zona, diciamo, non proprio, diciamo così, raccomandabile, che se ne dica, sono anche per le nuove generazioni che queste cose non le ricordano, non le sanno. Però sono stati anni difficili, era sovente camminare per strada a trovare siringhe per terra in tutte le città, non erano, insomma, erano anni un po', però era anche il prodotto di quella leggerezza, di quella superficialità, di quella corsa al benessere, no? Che poi ha alimentato tutto quello, anche i fatti di cronaca dal Tangentopoli in poi, che poi hanno dominato poi i primi anni 90, eccetera. Ecco, però abbiamo sempre parlato degli anni 80, ma comunque anche gli anni 90, diciamo, sono stati anni comunque che hanno seguito un po' l'onda degli anni 80 come leggerezza e come anche, diciamo, sperimentazione e innovazione anche nella televisione. Ecco, sono 20 anni secondo me, ma poi abbiamo persone qui stasera, ospiti molto più ferrati in questo tema. Comunque l'appiattimento si è avuto secondo me, nonostante, diciamo, format acquistati anche dall'estero, penso al Grande Fratello, penso a tutti quelli che sono le trasmissioni che oggi vediamo, Zelig a parte, ma tutte le altre sono tutte quante comprate. Ok, tutti i format stranieri, però diciamo sono abbastanza pacchetti, sono globalizzati, confezionati, devono vendere, manca un po' secondo me quella originalità e quel dinamismo che magari c'era, o leggerezza che c'era un po'. E anche libertà di espressione, perché ti impostano. Ma sì, il politicamente corretto, ripeto, la maglia che indosso, e questo film qua oggi non si potrebbe fare, ecco, per dire. Quindi, però a Tuoli Talk si può parlare di tutto quello che si vuole, quindi la libertà rimane qui da noi. Matteo. Sì, la TV era la nostra balia. Ed era anche un momento di superamento ad un certo punto, perché mi ricordo uscire il sabato sera e non guardare più Fantastico, uscire la domenica pomeriggio e non guardare Domenica In, era quel passaggio da bambino. Quelli che il calcio poi, come faccio? Quello dopo, quello è arrivato. Era la balia ed era il nostro internet. Perché intanto una cosa salta, se guardiamo a quegli anni, evidente agli occhi. C'erano più soldi. A Domenica In arrivava Sean Connery, arrivava l'attore, arrivava tutti i cantanti grossi, Duran Duran, arrivavano.
dopo c'era su Rai 2 quello di Gianni Minà, che è un pochino più raffinato per il pubblico, e allora lì ti arrivava Mohammed Ali e Garcia Marquez. Lì c'erano soldi, arrivavano e la TV ci accompagnava, ci dava questo bignami di quello che stava succedendo di interessante al mondo. Un bignami da cui la nostra esigenza era anche staccarsi, perché ad un certo punto era quella cosa che già vedevamo. C'era questa cosa strana, che questo Domenica Inc., che questo fantastico, veniva visto da tutta la famiglia. E quando viene visto da tutta la famiglia, la prima cosa che vuole fare un ragazzo è ad un certo punto dimostrare la propria indipendenza e superare quella fase là. Il grande passaggio epocale, mi ricordo per la mia generazione, fu come programma simbolo Drive-In, che era l'unico che anche se eri ragazzino che non voleva più guardare il fantastico perché eri sfigato, sai a cara, la domenica sera Drive-In era un modo di comunicazione, un certo tipo di sketch. La Rai era più grigia, la Rai insomma aveva già gli equilibri, le cose politiche, si poteva dire quello che si voleva. Relativamente, c'era una censura, il famoso Vuitilaccio di Benigni che gli costò 10 anni di cosa, e ce ne sono stati Dario Fo, cose che non potevano andare in TV, poi ha vinto il Nobel, poteva andare in TV all'epoca. Quindi insomma era anche lì come libertà non è che fosse proprio, stavano molto attenti perché ovviamente poi la TV è dove si decidevano i voti, dove si decidevano le varie cose. Sì, è stata, e quando noi pensiamo che prima diceva giustamente Fabio, eccetera, ritornano quei programmi degli anni '80, che molte volte era La Ruota della Fortuna, era un programma già degli anni '50, però se ci pensiamo oggi il pubblico televisivo è ancora il pubblico che la guardava in quegli anni là. Perché i giovani oggi non guardano. Vabbè, le serie, Netflix, ma non quel tipo di TV di cui stiamo parlando. E quindi questa TV si è sclerotizzata da due punti di vista. Uno è una ripetizione, un po' come le solite ex Wheeler, che uno che le legge da 50 anni vuole quella sicurezza che sa che alla fine, ma alla fine finiscono, si mangiano la bistecca e sto tranquillo. Quei programmi che alla fine, che alla fine mi danno una tranquillità. E dall'altro ci sono meno soldi, signori. Sì. E quindi ecco che questi programmi, dove una volta avevamo Garcia Marquez, avevamo Sean Penn, eccetera, abbiamo i ragazzi, ballerini che vogliono aprire, cantanti, eccetera, mi costano poco, mi durano una stagione, gli do un assaggino di celebrità per quell'assaggino di talento che hanno, e l'anno prossimo inizia un altro giro di giostra con altre persone che costano poco. Poi 1 su 1000 ce la fa. Però purtroppo le cose che costano poco a volte non sono le migliori, come un'automobile, come un buon piatto, come una felpa. Se una volta aveva magari anche un senso dedicare una mezz'ora per guardare la musica in TV, oggi è chiaro che con certi programmi ti domandi è musica questa, eccetera, eccetera. Ma non vorrei sembrare quello che è. È una buona analisi comunque. Aggiungo, scusa Matteo, i bambini oggi hanno tutti questi canali che sono dedicati per i bambini, una volta c'è Bim Bum Bam. Che bello! Credo che insomma Bim Bum Bam abbia in qualche maniera, chi oggi ha dai 35-40 anni in su, sì, comunque Bim Bum Bam diciamo è stato comunque pioniere e accompagnato, cioè veramente dei momenti in cui tipo dalle 4 alle 4 e mezza, se chiamava il mio compagno, mamma io non ci sono, sono davanti alla televisione che c'è Bim Bum Bam con Bonolis, la Cacciotta Fetecchia, e poi cominciavano i puffi. Il morbo della fetecchia. Esatto, cominciavano i puffi. La Cacciotta Fetecchia. E Ollie e Benji, e non c'ero per nessuno. Io, come tutti i miei coetanei dell'epoca, c'era una fascia pomeridiana dove c'era la segreteria telefonica e non c'eravamo in casa praticamente. Passatemi la battuta, ma funzionava così, come diceva prima Matteo. C'era un'altra calamita in quegli anni, che erano i telefilm. Arnold, il mio amico, allora c'è il mio amico Arnold, il mio amico Ricky, Azzard, eccetera. William Willis. Che se pensiamo, questi prodotti, cioè quindi tutta una serie di puntate, erano in maniera più, ripeto, economica, banale, leggera, quelli che hanno anticipato quello che oggi è il grande fenomeno di questi decenni, cioè le serie TV. Esatto. Quindi un prodotto che mi tiene legato a certi personaggi con un maggior tempo. Tanto è vero che proprio negli anni '80 tutte queste
all'epoca si chiamavano telefilm, Sì, non sì, erano, sì, telefilm, appunto. sono per la prima volta, proprio nel 90, quindi a cavallo dei 2 decenni, questo nuovo genere è stato preso in mano da un grande regista che ha fatto per la prima volta qualcosa per la TV, ed è stato qualcosa di mitico per noi all'epoca, che erano I segreti di Twin Peaks di David Lynch. Sì. Che tasto, che tasto, Che ha portato caro, e la quindi colonna il sonora poi. telefilm, che era la roba da ragazzini più banale, ad un prodotto alto artistico per adulti. Ed è quello che oggi ha portato, che se poi ci pensiamo, lo svuotamento del cinema equivale a un riempimento da un'altra parte, perché oggi non è che si vedono meno prodotti audiovisivi, si vedono in modo diverso, più a scapito del film, a vantaggio della serie, che ha vantaggi per gli autori e anche per il pubblico, quando è bella, notevoli. Ecco, allora prima di andare in pausa pubblicitaria chiudiamo il cerchio con Messua. Beh, c'è appunto, a proposito di pubblicità, un aspetto che non abbiamo ancora toccato, è quello della pubblicità. Sia negli anni 80 che in quelli 90 avevano dei testimonial che erano magari il Jerry Calà, che faceva lo spot del Sega Master System, avevamo dei volti iconici e c'era proprio, io mi ricordo quando ero bambina, una VHS di Natale con tutte le pubblicità dei giochi di Natale. C'era Emilio, il fantomatico robottino che si muoveva, faceva varie cose. Lo Tutti lo voglio. volevamo, nessuno ce l'aveva. No, solo i ricchi. Avevamo tutti le Silver Ball, che erano quelle famose palline che mettevi quella pastella sulla Crystal cannuccetta. Ball. Crystal Crystal Ball. Sì, quelle lì. Quindi anche lì c'era, secondo me, un'attenzione a creare le pubblicità, che un amore anche, penso agli anni 60 c'era Carosello addirittura, quindi avevamo, nominavi prima Don Camillo, Fernandelle, Peppone, che mi facevano l'etichetta nera dell'Amaro, mi facevano i vari spot. C'era Walter Chiari, avevamo Vianello. Calimero. Calimero, tutto. Ai giorni nostri questa cosa si è un po' persa. Io adesso guardo la TV meno, perché ormai è tutto on demand, andiamo appunto sui vari canali streaming o mettiamo su un DVD, però non mi ricordo di uno spot recente che mi resta impresso. Mi ricordo quelli della mia infanzia, perché c'era una cura maggiore, quindi c'era anche lì un dettaglio e qualcosa che si è perso, quindi si prendeva proprio, diventavano delle micro storie a volte. Sì. Era più la storia, lo slogan, ti ricordavi, e poi il prodotto veniva E poi quando parte la come vorrei conseguenza. cantare, quando parte quella, dopo 40 anni la cantiamo ancora sotto Natale. Perché cioè, appunto avevano, secondo me, come i prodotti, dicevate prima, i fondi, l'investimento, c'era quindi un storytelling dietro che oggi abbiamo anche storytelling, perso. È vero, quello c'era. Questa è la parte più difficile da idealizzare, perché mi ricordo ancora, a metà degli anni 80, iniziano su Canale 5 a fare gli spot, che avrebbero fatto per la prima volta in TV Rocky. Per un mese ci annunciano Rocky, che inizia, all'epoca iniziano alle 8:30, 8:45, quindi a mezzanotte e un quarto. 2 ore di film, 1 ora e mezza di pubblicità, che il giorno dopo sui giornali uscì anche lo scandalo, eccetera. Cioè Rocky era diventato un film da 4 ore a colpi di pubblicità. I ragazzi oggi su questo almeno, ragazzi, ve la siete risparmiati. Eravamo lì, eravamo stati noi la prima linea. Ma no, stavi con il VHS a registrare, poi partiva la pubblicità, stoppavi e... Sì, e risparmiavi anche un po' di cassetta, ci facevi stare ancora quei 10 minuti di drive-in. Bene, allora come dicevo approfittiamo per una breve pausa pubblicitaria, non cambiate canale, restate con noi. Rieccoci in diretta su Caffè TV24, procediamo con gli argomenti, dobbiamo andare un po' più rapidi perché li voglio trattare, mi piacerebbe molto trattarli, quindi vi avevo già anticipato che sarebbe parlato poi di tecnologia, per esempio telefoni ancora con il filo, i primi computer, ma soprattutto, e questa è una chicca, i primi, così li chiamavano, videotelefonini, perché tutto nacque da lì. Ripartiamo da Damiano. Videotelefonini, queste cose misteriose. Io le prime volte non sapevo neanche da che parte muovermi, cosa schiacciare, così. Ero abituato ad avere magari una mini telecamera, così mi sentivo già con la voglia di registrare tutto. E poi dopo è arrivato il momento di pubblicare tutto e poi si è saturata tanto, tutti pubblicavano tante cose, riempivano e c'erano cose forse poco importanti, e per quei propri filmati che poi invece ho deciso di fare le dirette, per avere con un videotelefonino la possibilità di aprire la casa a tutti gli ospiti a livello
nazionale, mondiale, di chi vuole farmi compagnia, farci compagnia. Diciamo che il video forino, no, confronto ai tempi che ci comunicavamo, ti chiamo così, che nella lista, nella rubrica c'erano solo 10 contatti e 3 suonerie. Ora invece abbiamo la possibilità di chiamare chi vogliamo bene, comunicare tutto, però poi nel mio caso appoggio un telefono sul tavolo e però tutti quanti, per me è stata una crescita comunque positiva. Tempo indietro si registrava invece, non so, c'erano anche i registratori, voice recorder, così. E per me è stata una crescita, però dopo viene totalmente usata a volte anche male, perché fanno ad esempio video che non mi piace proprio vedere. Abbiamo esempio, non so, quando vediamo i video dove magari maltrattano degli animali o dove maltrattano le persone. Io tra di me dico, ma cosa stai col telefono a filmare quell'ingiustizia? Ma appoggia quel telefono e fai giustizia, nel senso, fai vedere uno che magari un bullo che prende in giro un altro, ma tu non devi videofilmarlo e magari pubblicarlo. Vai a prendere difese di chi comunque sta magari è preso in giro così. E invece, non so, ho visto anche dei video che comunque, non so, ad esempio Paperissima. Vedi, non so, ragazzi che pigliano una craniata contro l'antina dell'armadio, che cadono dalle scale in ginocchio o che vanno nelle piscine sbattendo la schiena. Sì, è vero, però vedi che qualcuno dopo ci ride anche, dico, ma mi fa male a me a vedere questi che cadono con gli skateboard. Io non riesco a guardare Paperissima, ragazzi, scusatemi, ma non ce la faccio. È un horror. Ma è peggio che un horror, soprattutto quelli con gli skateboard. Li vedi volare in aria e dici, com'è terra questo? Questo a terra sui gomiti, questo a terra di testa, questo a terra così. E Paperissima tutti ridono, invece io sono così. Oh. Invece poi paradossalmente mi fa vedere La Casa, il film La Casa, L'Esorcista. Ah, come bere un bicchiere d'acqua, qual è il problema? Invece Paperissima, oh aiuto, ma quello si è fatto male, ma cosa riprendete? Non dovete riprendere, andate a salvarlo. C'è un canale che è Comedy Central, una roba del genere, su Sky, che fa tutto il giorno praticamente gag o sketch o filmati, chiamiamoli... Ma è Allora, parliamo un po' allora della tecnologia. Mi viene in mente la dimensione della sala giochi, che è una dimensione che oggigiorno ormai è quasi estinta. Anche io ho fatto ora un po' in coda a beccare le ultime sale giochi prima che le chiudessero, quindi proprio i cabinati, e anche lì diventava un momento di socialità, quindi magari si chiamava il campanello e uno alla volta mettevi il gettone. Io mi ricordo molti giochi di lotta, che c'era Mortal Kombat, c'era Tekken, oppure banalmente anche il Puzzle Bobble, quello con le sferette colorate. Quindi facevi la gara con gli amici e allora lì con la gara del gettone io arrivo a quel livello lì, io arrivo a quello, poi ti davi il cambio. Quindi una dimensione che è quella delle sale giochi, purtroppo le generazioni nuove, io sento sempre i ragazzini, facciamo la chiamata alla call e ognuno gioca a casa sua con la Switch, con la Nintendo, quindi hanno la telecamerina, si vedono, però manca un po' quella dimensione della sala giochi, della soddisfazione di mettere il gettone dentro e far partire il giochino. Può fare il doppio. Anche Sì, la magia o del se no, cabinato. quelli là, appunto i giochi di squadra, adesso non so come si chiama, quello che ha il dischetto in mezzo con i getti d'aria, che quindi Hockey. anche lì, l'hockey, air hockey, che anche lì Hockey. facevi le varie partitone. Anche lì sono dimensioni di tecnologia, di giochi antichi che... E poi ci sono i nostalgici come me che il cabinato se lo sono preso e ce l'hanno a casa, quindi insomma... Ma veramente? certo, No, sì, io da 2 certo, anni, sì. lascia stare. Non mi lascio... E io domani mi vado a comprare un flipper. E gioco a flipper a casa mia in diretta. Non è giusto che ti ho il cabinato, l'ho sempre voluto. Io faccio come i Friends che avevano invece il biliardino a casa. Guarda che per un Joy e cabinato Chandler te la avevano- cavi con pochi soldini, ma per un flipper minimo 2000 euro, Sì, quindi... Hanno delle sì. cifre. Joy e Chandler, ripeto, di Friends, ce l'avevano in casa, ce l'avevano il biliardino. Così giocavano in ingresso, ce l'avevano. Oh, ma quanta fortuna. Matteo, Di serie TV anni 90. Bello. Matteo, la nostra non è stata una generazione nativa digitale. La tecnologia ci è arrivata a un certo punto, è un po' come la differenza tra il ricco e l'arricchito, che quello che ha arricchito a un certo punto gli arrivano i soldi e spende e spande la cosa. Cioè, perché il mio primo ricordo, cioè, io sostanzialmente ho fatto tutta l'università senza cellulari. Il cellulare era qualcosa di... avevano alcuni manager, alcuni ricchi, era quella roba, prima che abbassassero i prezzi.
E banalmente mi ricordo la libertà data dal cellulare, potevi chiamare direttamente una ragazza al suo numero, senza chiamarla a casa e passare attraverso le forti caudine del padre o della madre. O del fratellino piccolo che lo chiamava con malizia perché lo sapessero tutti. Ogni volta ti facevi la sudata e speravi che non rispondesse, invece potevi chiamare direttamente con il telefono, che meraviglia. Potevi scrivere i messaggi, ci si mangiava, dava gli squillini perché un messaggio costava una roba. Sono arrivato amore, uno squillo. La Summer Card è stata la rivoluzione. Non c'era la legge ragazzi. Bersani, tutto costava, ci spennavano. E quindi, e tra l'altro è stato, e ci eravamo abbandonati a questa tecnologia, cioè vedevamo solo l'aspetto positivo. Adesso su 10 chiamate che ricevo al giorno, 9 sono di pubblicità. Quello che era per noi il mezzo puro di bellezza, guarda, possiamo comunicare tra varie città, eccetera, è diventato. E adesso stiamo prendendo, stiamo scoprendo come gli arricchiti che forse i soldi non danno la felicità e neanche la tecnologia ha la sua cosa. Quindi questo è stato il primo passaggio. Per quanto riguarda dopo la parte degli smartphone, arriva parecchio dopo, eravamo già più grandi e infatti quando prima parlavamo dei giovani e dei social, secondo me il vero problema con gli smartphone non sono i ragazzi che li usano, ma i cinquantenni come me di come li usano. Perché il vero disastro sono i cinquantenni che scimmiottano i ragazzi, ok, che passano sui social a dare commenti assurdi che dici Madonna, ma avete la mia età, ma voi avete anche fatto figli, che esempio gli potete tra di loro in maniera, hai capito quella roba? E quindi questa cosa di genitori che ancora noi pensiamo che i ragazzi non padroneggino la tecnologia, la padroneggiano meglio di noi perché è nella nostra generazione il vero disastro. Cioè, la cosa più brutta di tutti sono i più 50, dico io, con WhatsApp, che hai la vicina di casa o la zia, quella un po'. Buongiorno, il bambino con la bollicina sul naso, buonanotte il cagnetto col berrettino. E lì se stai 2 o 3 giorni senza, pam, 60 notifiche, memoria piena solo di immagini. Allora quello diventa anche un rischio. Soprattutto se non arriva più nessuna notifica c'è da preoccuparsi. E lì dici cosa è successo? Fabio? Alla tecnologia aggiungo il teledream, il videotel e vabbè, i primi videogames, siamo già negli anni 70 con il Pac-Man, l'Atari, l'Atari, esatto. La scheda telefonica anche. Le schede telefoniche, sì. No, comunque sulla sala giochi apro e chiudo una piccola parentesi perché messo prima mi ha sbloccato un ricordo. Allora, gli spettacoli viaggianti, no, il Luna Park che girano insomma ancora, anche se un po' ridotti rispetto a 30-40 anni fa. Viva il Luna Park! Avevano qui a Padova, proprio là avevamo 3, se non vado errato, anche forse 4 sala giochi, ogni compagnia si sceglieva la sua e quello il sabato pomeriggio era il tempio. Lì partivano le sfide, partivano i doppi, c'è la coda, in alcune la coda fuori di gente per entrare, cose dell'altro mondo. Poi c'è stato un periodo dove, dopo le mie classiche vacanze in Croazia, facevo una settimana con mia nonna negli anni 90 e 2000 a Gatteo Mare e lì c'erano delle sala giochi. Sono tornato recentemente a fare un giro, chiuse tutte, cioè la Piccadilly era la mia sala giochi dove Outrun 1942 eccetera, erano Shinobi, Double Dragon, il mio poker di giochi dove investivo la paghetta settimanale in un giorno, okay, e santo mio zio che mi finanziava, mi faceva i future per poter giocare ancora in quella settimana. Però scherzi a parte, appunto le sala giochi erano appunto il Facebook di Fabio, di sei oggi, invitato per una pizza a casa mia, giochiamo gratis. mi sto attrezzando per avere qualcosina di simile, non cabinato, ma comunque vengo volentieri, giochiamo gratis. No, comunque sì, e poi la rivoluzione appunto dei cabinati, questa invenzione straordinaria del cabinato che poi appunto fu veramente una svolta epocale e per noi qui presenti, chi non si ricorda. Però sì, poi del videofonino più che il videofonino poi mi ricordo veramente quello che erano il televideo, anche per adesso il televideo esiste ancora, ma una volta guardavamo il televideo, la schedina la guardavi sul televideo, le ultime notizie, pagina 100, 101, anzi guardavi l'ultima ora, era comunque, voglio dire,
uno degli strumenti tecnologici di cui tutti abbiamo beneficio, il telecomando, la rivoluzione del telecomando. Io ricordo quando mio padre comprò la televisione col telecomando, l'ITT Nokia, mi ricordo ancora, Madonna! portò a casa sta roba così che pesava 2,5 kg, doveva cambiare canale, no, il telecomando, cioè riuscivamo. Quello, difatti mio padre ha messo su 1 chilo perché non si alzava più dal divano alla televisione, faceva comandamenti sul divano, quindi C'eravamo noi telecomandi umani, sì, vammi a oppure cambiare il Fabio canale. va a cambiare esatto, oppure c'ero io che per quello che sono snello e atletico, perché appunto Oppure Damiano lanciavi la facevo- ciabatta col buco e prendevi il tasto giusto. Esatto, no, comunque dai, insomma, sulla tecnologia. E ultima cosa, dulcis in fundo, la tecnologia ha inficiato tantissimo anche sulla musica, perché ricordo che il periodo 1980-90, i 10 anni, magari ne parleremo, non so se è dei temi della serata, grazie alla tecnologia si sono avuti 4 generi musicali e dagli ultimi 20 anni siamo fermi a quello, ultimi 20-25 anni la musica è ferma. In un decennio, grazie alla tecnologia, non solo alla tecnologia, ma comunque alla sperimentazione inventiva, però comunque alla tecnologia, siamo entrati negli anni 80 con la disco music, con gli Chic, no? Con gli Earth, Wind and Fire, siamo usciti con Einstein Dr. DJ, con la musica techno tedesca e quindi Heinz Weib, siamo usciti, voglio dire, con petardoni a 180 battute al minuto e con i sintetizzatori digitali, quando prima c'era l'analogico o la batteria acustica. Chiudo. Eccolo. Ecco, uno dei tanti esempi. Dobbiamo correre un pochino perché, ripeto, mi farebbe piacere parlare anche di questo. Giusto un aneddoto veloce a testa. Calcio e sport in generale. Io vi do giusto 2 o 3 spunti: il Milan di Sacchi, la Juve di Platini, Italia 90, qualcosa abbiamo già detto, la mitica generazione dei fenomeni della pallavolo, Alberto Tomba, eccetera. Partiamo da Fabio. Giusto una cosa veloce. Una cosa veloce, Boris Borg, Meccaro, Lendl, i primi anni 80 sono partiti col tennis entrato nelle nostre case, quindi i miei ricordi vanno comunque al tennis, la generazione dei fenomeni, 1989, quando abbiamo vinto gli europei e l'anno dopo il primo dei 3 mondiali consecutivi, quindi sono legatissimo a quei ricordi. E Alberto Tomba riuscì a fermare il Festival di Sanremo quando vinse le Olimpiadi. Cioè, ricordi che io sono appassionato appunto di questi 3 sport, li seguo a livello mondiale fisicamente e posso assicurare che riviverli oggi, andandoli a vedere, avendo anche conosciuto molti di questi personaggi, riviverli 40 anni dopo è un'emozione pazzesca. Però se penso come li si viveva 40 anni fa è qualcosa di pazzesco, però ci hanno significato tanto, perché i nomi che ho appena menzionato credo che anche le generazioni dei giovani li abbiano in mente. Ecco, il calcio non lo tocco perché insomma sarebbe scontato. Damiano. Ma io del calcio ne capisco poco, eppure mio nipote è un arbitro. Mio figlio del tennis anche ne capisco poco. Mio figlio posso dire che assomiglia tanto a Sinner, lo chiamano Sinner con i suoi capelli rossi, magnifici, carnagione bianca, e proprio ci assomiglia veramente tanto. E io invece, sarò stravagante, io adoro il sumo, caro Matteo. Io adoro Perché guardi proprio me? Ma no, perché... Ogni riferimento a fatti persone puramente casuali sta scorrendo. No? Allora guardo qui, caro, mi sa che mi piace il sumo. Però il sumo è arrivato in Italia, cioè Sì, è diventato sì, popolare intorno a quegli anni là, 80-90. Certamente, oltretutto nel wrestling c'erano i bravo, famosi, grazie al wrestling e grazie a Yokozuna. E Yokozuna poi la figura massima nel sumo, ma che si fanno un mazzo per diventare Yokozuna. E queste loro tradizioni, questi loro rituali, il sale per cacciare via le brutte cose, gli infortuni, e mi muovo così e metto la cintura in quella maniera perché ho quel livello, e l'acconciatura quella, a me mi affascina. Io sto delle ore, quando vedo i lottatori sumo io sto così. Poi mi parli di calcio, proprio unga munga, palla, fuoco, cielo, proprio non ci sono proprio sul pezzo niente. A me la pena capisco che la palla è rotonda. Quindi... Ed è già qualcosa, dai. Messua? Allora, io vi direi dell'automobilismo, quindi sono gli anni della Ferrari, ma soprattutto sono anche gli anni d'oro del rally. Sono gli anni del gruppo B, sono gli anni di Mark Wallen, dove abbiamo anche le maledizioni del gruppo B, perché poi certe auto come la Lancia Delta S4 furono vietate dopo la morte di Harry Toivonen, quindi siamo nell'86, proprio fulcro degli anni 80, quindi uno sport bellissimo, auto velocissime e iconiche anche oggi.
Però anche auto molto molto difficili da guidare, molto pericolose allo stesso tempo. Un po' come la Uno Turbo, anche la Uno Turbo normale era pericolosa da guidare. Scusa, Quella più. le tre barre, la Renault 5, la Peugeot 205 e la Uno Turbo erano le macchine che se ce l'avevi eri un dio, però bisognava... Delta integrale. Integrale Sì. era per chi aveva... Chiudiamo il cerchio con Matteo. Sì, tre automobili che i platani si spostavano quando arrivavano. Bravo. Questa mi viene. Bravo. Anni 80 parlare di qualcosa di sport, diciamo qualcosa di diverso. Due sport che venivano in una grandissima tradizione e che negli anni 80 hanno iniziato a perdere invece. Il ciclismo, che si inizia con Moser, Saronni, e pianino però uno sport che rispetto a quello che ha negli anni 50, 60, la tradizione italiana, aveva perso. E un altro sport che veniva che era uno sport che bloccava il mondo negli anni 80, è iniziato il declino, è stata la box, che ha avuto solo il periodo, l'ultimo sussulto con Mike Tyson, che noi stavamo alzati per vedere alle 2-3 di notte con la telecronaca di Rino Tommasi, che lo stesso faceva il tennis con Clerici, e sono stati gli ultimi momenti in cui il grande pubblico seguiva questi sport popolari. Hai detto la Juve di Platini, anche il momento in cui a metà degli anni 80 avviene uno spartiacque che fa perdere l'innocenza al calcio, che è ovviamente la finale Liverpool-Juventus all'Eisel, e con più di 30 morti. E niente, volevo solo raccontare questo aneddoto che mi è rimasto molto impresso, perché la partita si giocò lo stesso con i cadaveri attorno, una roba mai vista. Lì cambiò qualcosa, proprio come sai, l'innocenza perduta quando un ragazzino che la perde. E mi ricordo alla fine, perché è un uomo molto intelligente Michel Platini, e che alla fine della partita i giornalisti andarono e gli chiesero ma era il caso di giocare, e lui, ancora sudato, rispose: non avete ancora capito che è come al circo, quando cade il trapezzista entrano in scena i clown. Quella sera lui decise che si sarebbe ritirato solo 2 anni dopo, a 29 anni, anche questa, cose che oggi non si usano più, insomma. Quindi grandi momenti, ma dopo c'è il fenomeno degli hooligans, la cosa stava venendo fuori, una parte di mondo che non ci aspettavamo, una parte dell'essere umano, perché avevamo sempre saputo l'essere umano, insomma, tendenzialmente di violenza non si è mai fatto mancare. Ma è negli anni 80 che abbiamo visto anche dove poteva venire fuori la violenza, da un luogo inaspettato e quindi forse ancora un po' più pauroso. Abbiamo pochissimi minuti, ma vorrei trattare questi temi, quindi un giro veramente veloce, 1 minuto a testa, anche meno, e parliamo di mode che furono i paninari, la Milano da bere, e lascio a voi la parola. Ripartiamo sempre da Fabio. Beh sì, chi non si ricorda i periodi, no, dei paninari contro i punk metallari, comunque negli anni 80, la Milano da bere, tutto nacque al Burghi di San Babila, insomma questo fenomeno dell'85 in cui dovevi essere omologato, aveva tutto quanto anche una dialettica, un lessico, uscì anche un giornale che poi con la fine degli anni 80... Il paninaro. Il paninaro, appunto, ha chiuso i battenti. Poi i colori, no? Se pensiamo un attimino agli anni 80, agli anni dei colori, questi giubbetti Moncler, si può fare il nome, vabbè, ok, colorato, fluo, eccole qua, le Timberland, esatto, le Timberland originali degli anni 80, ok, poi le cinture... Le cinturone, il Charro, il Best Company, fine anni 80, primi 90, il bomber dell'Avirex, in classe avevi almeno il 50% dei compagni di classe con l'Avirex. E sì, sono stati gli anni un pochettino, no, sempre nella rincorsa del lusso, rincorsa comunque del farsi vedere, dell'estetismo, no? A scapito magari un po' gli anni leggeri, di conseguenza di cosa stiamo parlando, gli anni impegnati come gli anni 70, dove magari la moda era in secondo ordine. Negli anni 80 si è proprio totalmente capovolta anche per fenomeni che sono stati detti prima da chi mi ha preceduto. Negli anni 80 erano più leggeri, di conseguenza questo si traduceva anche nella moda, in quello che eravamo, in quello che
che facevamo, e quindi appunto colori sgargianti che vanno a sostituire la cupezza degli anni 70, dei marroni, di questi neri grigi degli anni 70. Arrivarono appunto le scarpe a ginnastica, era un must, prima invece negli anni 70 la scarpa a ginnastica venivi dal 78, 77 così, con le gazzelle, con le prime Nike si cominciava a vedere, ma fino a prima era difficile. E che altro? Sentiamo, sbloccatevi qualche altro ricordo, dai. C'erano soldi. I paninari sono stati la prima volta che dei 14 dei 15 spendevano patrimoni per vestirsi. Non è mai successo che dei ragazzini arrivassero così presto a spendere così tanti soldi. Sempre collegato ai soldi è la Milano da bere, che è collegata lì alla forza del Partito Socialista, eccetera, che era sostanzialmente questa grandissima festa. Gli anni 80 sono stati gli anni più ricchi d'Italia, forse l'apice sono stati proprio i mondiali del 90, perché io mi ricordo 3 mesi, perché partiamo da 2 mesi prima, ogni telegiornale, ogni programma si parlava solo di calcio. Sembrava di vivere nel Bengodi ormai. E cosa succede? Lo stadio che arriverà, la roba. E quindi questa cosa qui, però, quella che noi pensavamo fosse una moda, all'epoca c'erano, diceva bene Fabio, i paninari contro i metallari. Da quale sono stato? Oggi 90% hanno vinto i paninari. Sì, sì, sì. Perché non le consideriamo neanche più una moda la centralità che oggi noi diamo all'aspetto esteriore come forma di comunicazione. Lì, quella che noi pensavamo fosse una moda così nata, eccetera, invece è quella che è andata proprio. E all'epoca però aveva quasi un senso, c'erano così tanti soldi che non ci si accorgeva neanche che li stavano sprecando. Oggi è un po' più grave, perché non ci rendiamo conto che quei soldi non ci sono più, ma continuiamo a sprecarli. E non sono più i ragazzini, ma sono anche i genitori che la passano, i nonni e i ragazzini. Quindi, i paninari. Che sono i genitori che erano ragazzini all'epoca, quindi hanno continuato a fare la stessa cosa. E mi viene in mente, sempre parlando un po' di moda, un po' di tecnologia, di paninari, di metallari, la musica diventa portatile. Abbiamo anche il Walkman, penso anche a Ritorno al futuro, che abbiamo Marty che si mette la cassetta, la fa ascoltare al padre. Quindi abbiamo quell'innovazione lì. Però c'è anche la dimensione del fumetto. Sono gli anni del fumetto erotico. Abbiamo riviste come quella del Lando, si propone un personaggio che sembra un po' Adriano Celentano, anche se non mi ricordo più Lando Buzzanca. Sono anche gli anni di Guido Crepax, abbiamo Valentina e tutti gli altri fumetti erotici di quel genere lì che hanno il loro pieno boom in quegli anni lì. Hai notato una cosa? Quando prima citavamo, non so, i film, Jerica, là, tutti noi maschi, sì, e citavamo le battute. Hai citato fumetti erotici. Nessuna citazione. Bravo Matteo. Vabbè, allora le ore, Colpo Grosso, facciamo degli esempi, le ore, Colpo Grosso. Damiano, chiudi tu il cerchio. Ma Matteo, mi servi sul Vascello d'Argento una trasmissione mitica. Il Colpo Grosso, non so cosa posso dire, ma io ero innamorato del mandarino. E poi la canzoncina, cin 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 cin, ricoprimi di baci, assaggia e poi mi dici, brinda la fortuna, festeggia con noi. E poi arrivava il momento che, pensate all'innocenza, aprivano sta pettorina ed erano logicamente coperte le parti così, però era bellissimo. Mai visto. Mai visto, ecco, ti sta crescendo il naso, la prossima puntata facciamo Pinocchio. Non ho mai visto quella cosa. Allora, siamo giunti al termine, però io volevo, siccome dovevamo parlare anche di musica, anni 80-90, io vi concedo 3 parole per ognuno per ricordare la musica degli anni 80, quindi dosatele bene. Ripartiamo da Messua. Ok, allora ne ho, vai, 3. Allora, Blues Brothers, poi, se andiamo nel panorama italiano, Giorgio Gaber e Franco Battiato. Perfetto. In 3 parole. Matteo? Penso agli anni 80, non a gusto personale, ma cosa ha proprio influenzato. Mi viene in mente Thriller, Michael Jackson, mi viene in mente Born in the USA di Springsteen e Joshua Tree degli U2. Damiano?
E io vado a gruppi perché ogni gruppo descrive tantissime canzoni, tantissime emozioni. Beh, i Pink Floyd, poi dopo il grande Lucio Dalla e metto anche la grandissima Mina. A me quello sono gli anni '80 per me. Fabio? Io devo stare sul leggero perché ovviamente questa sera ho fatto il leggero di turno, allora Righeira, Vamos alla playa, 83. Non avevo dubbi. Notti magiche, 1990, perché comunque segna quel percorso che anche Matteo, che mi ha preceduto prima, ha parlato, e la rivalità Duran Spandau Ballet, che così diciamo era anche da sfondo dei Paninari. E comunque ha segnato la musica, il pop elettronico della prima metà degli anni 80. E dico anche le mie allora a questo punto, Certo. sarà un po' ripetitivo per chi mi conosce, Una lo so. 883 L'ho sicuramente. lasciato a te, l'ho lasciato. Beh, grazie. Io dico anche i Nomadi per ricordare quello che è Augusto Assolutamente. D'Aolio, che Grande Augusto. purtroppo, e i Litfiba, signori. Siamo giunti al termine, io procedo con i saluti di rito, quindi saluto Fabio Casetto, Ciao Matteo e buona serata a tutti. Damiano Angeli, Matteo, ti ringrazio, cari amici, vi saluto, ci vediamo alla prossima, spero molto presto. Matteo Bisatto, Grazie e buona serata a tutti. Messo a Mazzetto, Grazie di avermi voluta e buona serata a tutti. Grazie. i nostri ospiti in studio. Io vi saluto, vi ricordo che la nostra prossima puntata è fra 2 settimane ed esattamente dunque ne abbiamo 13, ne aggiungiamo 14, fa 27, quindi abbiamo martedì 27 gennaio, sempre alle 21. Io vi ringrazio come sempre per essere stati qui con noi questa sera, vi auguro una buona notte, grazie e arrivederci.